Appuntamenti in agenda per giovedì 28 dicembre. Giornata ricca di iniziative a Santa Margherita Ligure. Al mattino tradizionale cerimonia del confuoco organizzato dal Lions Club Santa Margherita Ligure Portofino. Partenza del corteo da piazza San Siro alle 9:30, passaggio in centro città e sul lungomare per rientrare in piazza Caprera di fronte alla Basilica, dove alle 11 si terrà l'incontro tra il Doge, ovvero il sindaco, e l'abate del popolo. Nel pomeriggio al village natalizio ai Giardini a Mare dalle 14:30 alle 17:30 fiabe e laboratori di burattini per il Natale con il teatro più piccolo che c'è. Nello stesso orario servizio di baby parking. Alle 16 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure concerto nell'ambito del Santa Festival Winter. Dalle 16:30 poi parate luminose, spettacoli itineranti del Carillon Vivente e in contemporanea parata delle Moonlight, in entrambi i casi con Deco Music e sempre per le vie della città. Dono e grazia nella poesia di Don Antonio Frugone è il titolo del libro di Francesco Baratta e Pierluigi Pezzi che verrà presentato alle 16 nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Uleudo e dalla Confraternita di Santa Caterina. Laboratorio teatrale Inventa la tua fiaba di Natale dalle 16 alle 18 a Villa Vicini a Zoagli. Alle 21 a Borznasca, nel santuario del Santissimo Crocifisso, concerto di Manuela Boni, mezzosoprano, e Danilo Formaggia, tenore, accompagnati all'organo da Loris Gai. L'iniziativa è organizzata dal Comune e dal Gruppo di Promozione e Sviluppo di Borzonasca.